Spazio, mollo, ma non volevo fare. Stamattina mi ha chiamato alle 8. Stiamo partendo. E io invece stavo dormendo, com'è? Mi sento una voce che mi dice, guarda, Spazio, com'è? Spazio. Io quando lo chiamo cosa gli devo dire? No? Sempre le stesse cose, ma questo è a posto, sapete, perché a volte mi mette a scherzare con lui. Anche bello, come stai? Come stai? Tutto bene? Tutto a posto. Sto formando le torre di scuola. Lo faccio, vedi come parla pugliese? Domani, mi faccio dire, noi abbiamo una canzone bellissima, che l'ho scritta io senza offesa, e io sai che tante parole non me le ricordo, però ne avete tu. Ma se io non vi siete dire tre, insieme a Franco Falco. Abbiamo una base? Certo. A chi la vogliamo dedicare? A nessuno? A tutti loro perché la stanno aspettando e a tutti quelli che ci stanno seguendo da web in tutto il mondo. Ci segue tutto il mondo, il mondo non serve a la notte insegue sempre il sole ed il giorno verrà. Cosa sta facendo qua? Lui che stai qua, lui. No, stai qua, poi ti faccio una canzone mia, vediamo un pochettino di canzone mia. Aspetta. Sì, oggi anche sto io a te. Maestro, cosa possiamo. Dai. Cosa vuoi? La cosa conosci? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ditto. Questa è bella. Non solo hai organizzato la piazza, dove siamo qua? Ospedale, dove siamo? Palasport, guarda. Palasport, guarda. Vogliamo chiamare anche il nostro amico, lo possiamo comunicare? Michele, che ma sto lì, lui, cosa sei? Oh, anche prima, dov'è? Dov'è tuo figlio? Lo so. Allora, dov'è? L'altro giorno sono andato a trovarlo a Milano. Conoscete voi suo figlio? È un comune, io non conoscevo ancora più. Io non conoscevo lui, si è presentato Michele. Oh, Antonio. Michele, grazie. Antonio. Ho visto questo ragazzaccio, non ci fa questo. Mi ha sentito la mano la ruta, ma tu non mi ma chi è questo? No, dice, poi se poi vedi su qua, andiamo là e tu, oh ciao Luigi, ma come mai dice non sei venuto tu? Io non sapevo ancora che adesso qui, no, dice, t'ha mandato avanti e tutto, guarda cioè era molto più grande per lui. Come va? Vuoi dire qualcosa? Certo, io non posso che ringraziare. A parte diciamo un po' di disturbi tecnici, se siamo grandi, non è che lo devo dire io. Ma io voglio fare un applauso al service, ai ragazzi che hanno lavorato, a Cagliari, alla sicurezza.
Grazie a voi, grazie ragazzi. Che anche se c'è qualcuno, suonare dentro un palasport non è facile, c'è un po' di rimborgo, se poi non si riesce a riempire, cazzo si viene. No, perché c'è gente magari. Ma non ho bisogno di età, no, perché Tecnicamente non la capisco queste cose, allora tu spiega, tu c'hai il grande Giuseppe e il numero uno. sì, però dico, suonare in un palasport, quando tu mi hai detto lo sport, io gli ho detto guarda che suonare un palasport, il suono è difficile, perché c'è una cupola, una cosa così. Comunque, è andata bene se non è andata bene. Ce l'abbiamo fatta! Cosa vuoi dire quindi? Niente, sono contento di stare qua, tanti amici, abbiamo passato una bella serata. Chi ti ha lasciato? Cioè, non lo sento qua. Luigi E c'è, lo sento lui. è innamorato di me. Purtroppo oggi è l'ultimo giorno che non c'era con me. Mario, prendi dalle tastiere, dove sei Mario? Vai. Da domani deve sparire. 2 mesi di lavoro. Organizzare questo, 2 mesi di lavoro. Non è stato facile, credimi. Però ce Ma ce l'abbiamo l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ma io, guarda, oggi è difficile organizzare una festa, però dai, diciamo che ci vogliono bene, sono qui. Tu pensi che tu sei persone in un ristorante, lasciano aspettare una pizza, mamma mia, tanti. Tu cucini molto bene, sì, è vero, ma... Signor, dove la signora? È il numero 1 in Signora Bionda, il mio amico Luciano. Lei è un amico che a parte suonare la batteria, è un grande uomo. Lei lo sapeva? È come sarà, come passi la tua vita, a far finta che sei donna. Invece si Chiudendo questo ringraziando gli organizzatori della batteria, una vera con la canzone della signora Cristiano Tre, ora quando non me ne andate perché c'è un finale favoloso. Un applauso di nuovo a Michele e Luigi. Devo cantare solo la mia voce stessa, perché tu non hai la base, allora spieghiamo un po' alla gente perché poi sente la voce mia. Posso dire la verità? Certo, Allora, tu fino all'ultimo concerto che abbiamo fatto a Milano, sì, giustamente tu l'hai scritto, ma siccome non abbiamo mai la possibilità sì, di tu fare hai la base con la mia voce. hai capito bene? Quindi adesso se noi mandiamo sta base c'è la mia voce, però io canterò solo ancora la mia voce. Ma sul passo. Non cantiamo. Ci non frega lui. Va bene, no, importante, no, perché poi penso, dice, ma non canti, no, mi spiego. lo spiegare. Lo posso spiegare io? Se sei un miserabile, no? Fatti una base, non è sempre. Ma io ce l'ho una base senza la tua voce. Sei tu che non te la ricordi. Che cosa vuoi? Quanto cazzo costa una base? Una base. Mario, quanto costa una base? Quanto? Mandiamo sta base. Vabbè. Mandiamo la base. Cantiamo solo con un microfono. Andiamo solo con un microfono. Sì. Allora quello lo spegniamo, dai. Non ti voglio fare troppe cose. Quando siete pronti? Cosa ci ho parlato? Di quello che farsi cosa, tu ci non voglio, perché va bene la
Vi salutiamo in questo modo. Grazie papà. Grazie Paolo. Sono onorato di essere della tua città. Onoratissimo.